Marietta monta in gondola che mi te porta al lido. Di no che non me fido, di massa un impostor. Cosa te dici coccoa, perché del quel boschetto. Questo referendum è l'alternativa tra il futuro e il passato. Ma mi faccia il piacere se ne vada! Cosa fa? Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, dedicata ovviamente all'esito referendario, dedicata alle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dedicata ovviamente anche alle dimissioni di Matteo Renzi. Che facciamo ora? Come dicevo prima della sigla, centrodestra alla ricerca di un leader, Movimento 5 Stelle. Anche lì bisogna capire chi sarà il rappresentante di un ipotetico candidato premier del movimento. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi ai quali si cerca di dare risposta in questi giorni e di questo parliamo stasera a TV7 Match. Lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio. Ve li presento subito: il senatore del Partito Democratico Giorgio Santini. Buonasera Santini, buonasera. Grazie di essere qua, grazie anche a Roberto Ciambetti. Buonasera Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, buonasera, Lega Nord. Grazie a lei di essere qua. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno. Grazie anche a te. Il senatore del Movimento 5 Stelle Giovanni Endrizzi. Buonasera senatore Endrizzi, e grazie anche a lei. Grazie anche ad Andrea Castagna di Sinistra Italiana, grazie di essere tornato qua nei nostri studi per tornare ancora a parlare di questo referendum. Un referendum dal risultato ormai noto, che però ha lasciato un po', così come dire, un po' colpiti dall'affluenza alle urne e dall'esito delle urne. Santini, lei se lo aspettava un esito, una differenza, un divario, una forbice così marcata? No, il divario non me l'aspettavo, mi aspettavo che ci fosse anche una soluzione negativa per la proposta della Costituzione, perché insomma il fronte che si era via via formato obiettivamente aveva un forte insediamento insomma nel paese. Se partiamo se volete dall'estrema sinistra fino alla destra, passando per la Lega, per 5 Stelle, per Forza Italia e anche una parte del Partito Democratico, insomma obiettivamente erano ceppi politici radicati, e quindi è chiaro che io ho fatto un piccolo conto su come è entrato il sì e no nel voto referendario dal punto di vista, diciamo, del consenso politico, ed è entrato con un 66-67% dei voti, diciamo, se fosse stato un voto politico per il no, e un 32-33% per il sì, quindi è chiaro che era difficile in questa forbice. Non pensavo che ci fosse un divario così alto, effettivamente pensavo a una prevalenza del no che fosse più contenuta. Comunque il voto è stato netto, quindi non ci sono molte discussioni da fare, anche se rimane un po' l'amaro in bocca, non tanto per l'esito e non solo per l'esito, che va rispettato, perché la democrazia va sempre rispettata ed è comunque un valore il fatto che la gente sia tornata a votare anche in percentuali più alte rispetto alle ultime occasioni. Rimane il fatto che non si è colto, forse come vediamo anche in questi giorni, perché curiosamente stiamo già parlando che servono le riforme e le abbiamo appena, diciamo, respinte con un voto referendario a larghissima maggioranza. Quindi evidentemente non è stato chiaro il messaggio, non è stato ben posto, sicuramente gli elettori hanno fatto delle scelte sulla base delle loro convinzioni, però resta l'amaro in bocca che in questo paese è più facile mettersi d'accordo per dire di no che per fare le cose che vanno fatte. Questo un po' rimane di questa fase, di questi 3 anni di lavoro, perché 3 anni che ci si lavorava in Parlamento e nel paese, insomma rimane un po' l'amaro in bocca, in fondo, che 3 anni sono stati su questo tema sprecati. Ecco, sulle altre cose no, perché il governo ha fatto comunque moltissime cose, però su questo terreno insomma il tempo è stato, purtroppo è passato, e adesso ci troviamo di fronte anche a come ripartire
E il primo problema che abbiamo è come rendere compatibili due leggi elettorali per Camera e Senato che non sono compatibili in base alla Costituzione. Certo, a dimostrazione che serviva fare una riforma, forse bisognava farla meglio, forse bisognava farla in maniera più, trovare con più fatica una condivisione che non c'è stata a un certo punto in Parlamento, però insomma ecco, questo è l'amaro in bocca. Non ce l'aspettavamo così ampio, rimangono aperti i problemi che il referendum la riforma cercava di risolvere. Certo, però rimangono aperti, il tema principe è quello proprio della legge elettorale, forse uno dei delle prime riforme che avrebbe potuto affrontare Renzi in questi suoi 1017 giorni di governo. Poi di fatto non si è trovato il quadro, Ciambetti. Lo ha accennato Giorgio, secondo me la riforma referendaria era scritta male, come è scritto male l'Italicum, come molte cose scritte da questo governo sono scritte male, il nuovo codice degli appalti, la riforma delle Camere di Commercio. Purtroppo, dico purtroppo, far bene non è fare in fretta, si fa presto quando si fa bene. E mi sa che appunto la voglia di strafare, magari anche con qualcuno che non sapeva scrivere benissimo le cose, tipo il comandante dei Vigili di Firenze, tra l'altro adesso è diventato consigliere di Stato, probabilmente appunto non erano le persone adatte a fare le cose così delicate e così particolari. Riforma elettorale, io mi sono stupito che la consulta non abbia ancora parere pronto, doveva essere pronto a inizio di ottobre, doveva essere pronto appena fatto il referendum, la data del 24 di gennaio mi giunge perlomeno sospetta. Sicuramente bisogna mettere mano all'Italicum perché così com'è non va bene e fare una legge per il Senato che sia la più praticabile possibile, ma in tempi stretti, cioè non c'è bisogno di mesi e mesi per fare appunto delle norme di buon senso, mi auguro col più ampio consenso possibile, per andare se possibile al voto nel più breve tempo. Non è pensabile di rimanere appunto fra coloro che sono sospesi per così certo, di rimanere in uno stato ancora di incertezza. Professor Casen, Matteo Renzi alla fine come esce da questo voto referendario? Ma esce così come l'ha impostato. Il problema è capire se questa impostazione può essere considerata un'impostazione politica. Io intendo politica non come in senso dispregiativo, ma la politica ha un suo valore, è come parlare di religione. Poi come usi quella religione l'abbiamo visto nei secoli scorsi e anche recentemente. Era la capacità di un politico e sapere recuperare anche questa situazione. Cioè, questo voleva dire cogliere l'attimo. Ho perso, ma non può perdere l'Italia, non posso mettere in crisi l'Italia, non è un affare mio personale. L'ha personalizzato in maniera assurda al punto di dire che lui è uno scout. Allora se lui è uno scout sa perché sono nati gli scout, perché gli inglesi dovevano andare a colonizzare mezzo mondo e non avevano una preparazione. Poi è stata santificata questa forma di scoutismo perché insegnavano sostanzialmente la sopravvivenza, che è un gioco molto bello adesso per i ragazzini perché non serve più questo tipo di politica che gli inglesi avevano inventato nell'Ottocento. Ma direi che ha fatto di tutto per far capire che io sono indispensabile e se vado io adesso arrangiatevi. E questo non è una buona politica. L'altro aspetto è che forse quel 41% non è tutto suo, perché abbiamo vissuto una campagna elettorale, peraltro fatta da un famoso personaggio, che è John Messina, che l'ha impostata in maniera molto dura. Ora, questa campagna elettorale che ha stravolto l'Italia e l'ha congelata per un anno intero. È un anno che stiamo combattendo il nulla.
quelli 41% è gente anche terrorizzata dal fatto che le banche dovevano fallire, la borsa doveva crollare, allora le banche se devono fallire falliscono lo stesso. Per cui non era un argomento da mettere sulla piazza, perché non ha senso. Se un'azienda è solida, il sì e il no non cambia niente, come non cambia la politica. Il problema era saper cogliere bene, ho sbagliato, perché chi comanda è l'italiano, non è la politica. La politica è frutto della volontà degli italiani. E questa visione invertita è terribile. Non possiamo continuare a pensare che i politici, una volta eletti, possono fare quello che vogliono. Una volta eletti devono render conto ai cittadini di quello che sta succedendo. E questo trait d'union tra la politica e gli italiani non c'è ancora. E io mi auguro che venga instaurata, perché è fondamentale. Se no non ci capiamo. Uno dei miei interventi nelle 4 trasmissioni che ho fatto in questo senso, dicevo, gli italiani non sono stati informati sufficientemente di questa manovra, del contenuto del referendum. Probabilmente se fosse stato, invece che impartire una serie di interventi di tipo pubblicitario, lanciamo un sacco di slogan, la Camera paritaria, Senato e Camera paritaria, un po' il ping pong e tutte queste cose qua, ha condotto a nulla, perché gli italiani non hanno capito nulla, come se fino adesso l'Italia non avesse funzionato a colpa della Camera e del Senato. Allora io mi ricordo leggi fulminee quando c'è stata la volontà, e leggi portate avanti perché non c'era un accordo. Se tu le leggi voti quella, io non voto la tua e viceversa, tanti giochi che si fanno, ma non si fanno solo in Italia, si fanno in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, quindi la cosa non era così grave. Diciamo che la gravità sta nella capacità dei politici a gestire la politica. Con questo non è che faccio tutto il balfrascio, abbiamo una grande quantità di politici che vengono vessati da una politica invece medio-bassa. L'altro aspetto è che quel 41% sono anche i voti dall'estero, e qui c'è da fare un grosso pensiero sui voti all'estero, perché rappresentano veramente la volontà dei cittadini e dell'economia italiana. Uno che vive all'estero e che ha per esempio doppia cittadinanza, per cui può votare anche, oppure è all'estero da 20 anni ma ha conservato la sua possibilità di votare, io credo di no. E la risposta abbiamo visto che era contraria alla maggioranza degli italiani che vivono quotidianamente l'Italia. Ecco, questi sono i pensieri che mi sono venuti dopo il voto. Endrizzi, il professor Casa ha introdotto vari temi di ragionamento. Partirei forse da quest'ultimo punto, il 41%. In fin dei conti, sulla possibilità di votare in tempi rapidi sembra non dispiace nemmeno allo stesso Renzi, proprio perché in fin dei conti chi stava dall'altra parte, il fronte del no, è un fronte variegato, no? In campagna elettorale è stata definita una cozzaglia. Ma a parte le offese che poi probabilmente hanno prodotto il risultato opposto a quello che volevano, una riforma costituzionale non è mai, non deve essere mai di un partito o di un fronte politico. E questo, se è stato perché il Partito Democratico, la maggioranza che reggeva il governo Renzi, ha proceduto a colpi di maggioranza con gli scarponi chiodati, imponendo fortemente un'identificazione tra l'atteggiamento spregiudicato di Renzi, il suo governo e la direzione che voleva dare al Paese. E credo che questo sia stato bocciato, ed è stato bocciato in maniera trasversale da tanti cittadini che hanno messo davanti dei principi anziché degli interessi. Quando Renzi diceva fino a poco prima delle elezioni che tanti del Movimento 5 Stelle avrebbero votato sì, e giravano anche in internet scandalosi
manifesti deformati dove ci sarebbe stato Paola Taverna, Alessandro Di Battista che dichiaravano il voto favorevole. Ecco, oggi Renzi non può dire allora che sono tutti suoi, delle due l'una, ma questo ci dimostra come la campagna referendaria sia stata portata avanti a colpe di bugie e quindi gli italiani semplicemente si sono smarcati da questa, e per me è stata una grandissima soddisfazione. Io ho avuto una grande rassicurazione nel vedere che la pressione di un marketing spregiudicato, ricordava il professor Casen Jim Messina, il guru da 400.000 euro di consulenza, ha perso. Quindi vuol dire che c'è una consapevolezza, una volontà dei cittadini che si è affermata fortemente. Questo ci dice anche che forse ad arte non è stata spiegata bene questa riforma, ma dal fronte del sì. Noi abbiamo fatto una grande azione a tappeto in tanti incontri pubblici dove abbiamo cercato anche contro l'interesse nostro di non cavalcare slogan e di andare a spiegare che cosa significava togliere il diritto di voto, che cosa significava togliere autonomia alle regioni, che cosa significava andare a marginalizzare il Parlamento, cosa vuol dire legge a data certa. Non torno adesso qui sui tecnicismi, ma questo è stato compreso. Io ho avuto colloqui negli ultimi giorni con cittadini incontrati al mercato o negli uffici dove andavo che mi dimostravano di avere molta chiarezza di quel che si andava a fare e di contestarla quindi nel merito, non perché è stata spiegata male, ma proprio perché era mal fatta, come diceva prima Ciambetti, presidente Ciambetti. Aggiungo un'altra cosa, oggi abbiamo due leggi elettorali diverse perché così ha voluto il Partito Democratico. Noi avevamo denunciato il fatto, guardate che l'Italicum la state facendo valere solo per la Camera, col risultato che trasformate la riforma della Costituzione come in una sanatoria. Cioè una legge ordinaria viene piantata al centro dell'ordinamento istituzionale e poi ci costruite intorno una riforma, state mettendo il carro davanti ai buoi. Il risultato adesso, mi dispiace che a suo tempo il Presidente Mattarella abbia ritenuto di firmare quella legge che creava una potenziale destabilizzazione e oggi ci troviamo a dover far fronte. Il Movimento 5 Stelle però su questo ha già la soluzione ed è quella di utilizzare la legge che uscirà dalla Corte Costituzionale il 24 gennaio. Che non è l'Italicum, è l'Italicum depurato. L'Italicum noi l'abbiamo contestato fortemente perché aveva 3 vizi di incostituzionalità. Proviamo a immaginare insomma, che ci sia stato presentato un piatto di baccalà con 3 mosche dentro. Inaccettabile, noi l'abbiamo respinto per questo, ma oggi il passaggio alla Corte Costituzionale consente di rimuovere queste violazioni, che erano i capilista bloccati, le pluricandidature e il premio di maggioranza abnorme che trasformava l'Italicum, rendeva l'Italicum praticamente un super porcellum. Una volta che queste 3 mosche vengono tolte, l'Italicum è l'unica legge certamente costituzionale, perché esce direttamente dalla Corte, è quella che ci porta al voto più rapidamente, che quindi restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i parlamentari, ed è quella che permette anche di chiudere una disgraziata esperienza di un Parlamento di nominati e di un governo che ha portato l'Italia fuori strada. Certo, facciamo intervenire anche Castagna su questo punto qua. Allora, il suo punto di vista per quanto riguarda l'Italicum depurato, può essere una soluzione? Io credo che la Corte Costituzionale dovrà prendere atto, come ha già fatto percepire, dell'impossibilità di determinare attraverso una legge elettorale una composizione del Parlamento che, appunto, mantenendo il Senato, mantenendo anche la Camera mantenendo anche il Senato, diventa incompatibile. Non lo so quali siano gli elementi, certo le cose che diceva prima Endrizzi sono le tre questioni che pongono appunto una qualche contrarietà anche all'Italicum e che quindi si presume che la Corte Costituzionale da questo punto di vista dia questo giudizio, però la Corte Costituzionale non farà la legge elettorale. Io penso che quello che si è manifestato con il referendum metta anche in discussione il sistema di legge elettorale che dobbiamo adottare nel nostro Paese. Non sto pensando a un proporzionale puro, nel senso che capisco anche che le condizioni hanno caratteristiche diverse,
ma penso che quello che si è manifestato col voto referendario imponga ai partiti e al Parlamento di ripensare una situazione che vedeva anche con l'Italicum sostanzialmente due, con la presenza dei 5 Stelle, 2 blocchi più il terzo, che obiettivamente non corrisponde esattamente a quello che si è manifestato, anche dentro il voto del referendum. Renzi dice che quel voto lì è sostanzialmente suo, il 41%. Non solo i flussi elettorali dimostrano, i flussi anche del voto dimostrano che c'è stato un elettorato che non ha seguito proprio il partito, come giusto che sia, di fronte a un quesito referendario. Ma testimonia anche il fatto che la rappresentanza politica che noi dobbiamo dare a questo Paese non può basarsi esclusivamente su quello che oggi abbiamo nel Parlamento, ma deve essere proprio riformulata, e penso che il proporzionale, anche con lo sbarramento, abbia bisogno di essere rappresentativo di quello che c'è nel Paese, perché il nostro Paese è questo, ci può piacere o non piacere, ma il nostro Paese ha bisogno di questo. Questo comporta che in 2 mesi facciamo le elezioni? Non credo, obiettivamente, perché fare una legge elettorale non basta soltanto che la Corte Costituzionale ci dica dov'è che abbiamo sbagliato, dove sono gli errori, serve qualcosa di più. Sembra che non sia neanche l'intenzione di Mattarella da questo punto di vista, serve Presidente, qualcosa di sia più. piuttosto Sicuramente bisogna che noi ci dotiamo una legge elettorale che sia corrispondente alla rappresentanza politica che ha questo Paese. La legge elettorale che è stata definita come l'Italicum non ha queste condizioni, con la presenza del Senato è evidente che questo rappresenta un ulteriore problema. Chiaramente. Santini, allora Mattarella ha, come dire, congelato inizialmente la crisi, ha detto andiamo con ordine, c'è prima da approvare la legge di stabilità. Questo è avvenuto, è stata la votazione probabilmente più rapida della storia. Beh sì, abbiamo insediato Lei era la legge di bilancio, no? Sì, sbaglio. esattamente, la legge di bilancio l'abbiamo insediata martedì pomeriggio alle 4:30 e mercoledì più o meno alla stessa ora era già votata, quindi perché si è fatta una scelta responsabile, cioè come abbiamo detto anche in Senato c'erano molti problemi ancora da aperti, da affrontare, anche se il lavoro fatto alla Camera era stato comunque un lavoro molto valido. Però c'erano 2 rischi molto grandi, insomma, cioè noi non potevamo aggiungere alla crisi politica anche un'instabilità economica, perché non approvare la legge di bilancio significava sostanzialmente che il 2017 cominciava con l'esercizio provvisorio di bilancio e quindi sostanzialmente avrebbe comportato tutta una serie di problemi. Si va in 12esimi di spesa, ma soprattutto la cosa che non è stata evidenziata purtroppo da nessuno, senza legge di bilancio il 1° gennaio c'erano 15 miliardi di tasse in più per gli italiani, cioè 2,5 punti di IVA e una parte del resto sulle accise. Quindi sostanzialmente per questo motivo e per non correre il rischio che l'instabilità politica, perché poi quando si entrava in Parlamento poteva essere anche una tentazione molto forte, insomma, quella di non farla approvare questa legge di bilancio, quindi avendo già avuto un voto e anche una discussione ampia alla Camera si è scelto così e così è andata. Ecco, adesso il problema è che la crisi politica è una crisi politica, cioè almeno non è una crisi che ha anche risvolto economico, e quindi ecco, anche se insomma, rispetto anche alle cose che si dicevano, poi noi siamo sempre bravi in Italia a caricare molto le cose, cioè io amo fare i ragionamenti per quello che sono, cioè non è il problema che vincendo il no succedeva chissà che cosa, no. Succedeva quello che stava succedendo, cioè succedeva che si apriva una fase di incertezza politica. Ecco, ma in questo momento, nel contesto internazionale, per come è messa la situazione, l'incertezza politica è una delle cose più, diciamo, insidiose da affrontare per tutti. Poi, e quando è necessario passarci, bisogna passarci, perché adesso ci passeremo. Però c'è una responsabilità, Santini, su questo. Sì, ma io non voglio dire che, dico semplicemente che se uno carica su di sé il referendum è evidente che la batosta del genere. Infatti era quello che con il modo in cui adesso io non voglio difendere nessuno, il referendum è stato necessario perché non c'era la maggioranza dei 2/3 e quindi inevitabilmente poi ha assunto significati anche politici. Era molto meglio se si finiva come si era partiti, perché insomma ecco, adesso Giovanni Endrizzi se lo ricorda bene, ma in Parlamento questa riforma è partita con i 2/3 del Parlamento che la sosteneva. Hanno cambiato opinione strada facendo, una parte perché c'era il problema, altro problema, quello che fu condannato Berlusconi, e quindi una parte di Forza Italia abbandonò la maggioranza e abbandonò anche la riforma.
poi al secondo giro, quando invece si tentò di riportarli dentro, venne eletto Mattarella a loro dire, non in base a degli accordi, e quindi insomma il Partito Democratico paga forse la sua coerenza, non paga il fatto di perché si era partiti su invito del Presidente della Repubblica con un ampio schieramento parlamentare che infatti nella prima occasione la votò anche la riforma. Allora, per chi sa di riforme sa che la prima votazione è quella decisiva, perché bisogna votarla 4 volte conforme, e la prima votazione era molto molto vicina ai 2/3 e poteva essere approvata dal Parlamento. Comunque è andata così, io non voglio tornare su questo. Adesso il tema della legge elettorale è un tema che riporta purtroppo anche a pensare che abbiamo perso un po' collettivamente un'occasione, perché non sarà facilissimo fare una legge uguale, che vada bene anche per il Senato, perché la Costituzione dice che sono 2 cose diverse, la Camera e il Senato. Perché se no si faceva bello, no? Perché vi siete mai chiesti perché non funzionava neanche il cosiddetto Porcellum? Non funzionava perché? Perché determinava alla Camera una maggioranza, perché pur con pochissimi voti di differenza, che in un caso sono stati 24.000, in un caso 174.000, pensate un po', c'erano 70 parlamentari di premio di maggioranza e quindi lì era a posto, lì veniva fuori una maggioranza. Al Senato, dice la nostra Costituzione, la base è regionale, quindi la maggioranza era regionale e ovviamente era variegata. C'era in Emilia Romagna una cosa, in Veneto un'altra, nelle Marche un'altra, in Campania un'altra ancora, e quindi viene fuori, come sappiamo bene, al Senato, dove la maggioranza è risicatissima. Di qua alla Camera è molto alta, al Senato è risicatissima. Questo problema ce lo ritroviamo pari pari quando io spesso ho detto durante le assemblee che facevo per la Costituzione, e vi assicuro che l'abbiamo spiegata bene e in tutti i modi, senza propaganda, abbiamo fatto centinaia di incontri anche noi, va dato atto a chi si è impegnato per il no ma anche a chi si è impegnato per il sì, al di là delle facili adesso valutazioni. Sarebbe bastato trovare una soluzione almeno per la doppia fiducia, perché quella è la vera anomalia, cioè 2 Camere che fanno lo stesso identico lavoro e che danno la doppia fiducia, perché questo è il punto. Questo che era il modo diciamo, da nelle ultime 6 legislature, non negli ultimi 3 giorni, nelle ultime 6 legislature ha sempre creato instabilità nel sistema, tant'è che se guardiamo dal 94 in poi non c'è una legislatura che sia finita come è cominciata, salvo un caso dal 2001 al 2006, che era la legislatura diciamo, in cui governò il centrodestra, ma che ebbe però parecchie, perché andò via il ministro dell'economia, andò via il ministro degli esteri, però aveva una forza che riusciva ad assorbire i colpi. Però noi siamo dal 94, cioè non da ieri, dal 94 in instabilità politica in Italia. Questo era il tema che bisognava capire anche della riforma e forse trovando altre forme risolvere. Adesso ripeto, auguriamoci che ci sia la riforma elettorale, che si torni, va fatta la legge elettorale e che si torni alle urne quindi. Ma io credo che sia inevitabile tornare alle urne una volta che c'è la legge elettorale. Ecco, ho anch'io qualche dubbio perché vedete, si diceva anche durante la campagna referendaria, no? Ma in fondo bastano 2 regolette e si risolve. Scusate, ma guardate che il Porcellum che fu dichiarato fin dall'inizio a rischio di incostituzionalità, in 3 legislature anche il sistema non è riuscito a cambiarlo. Perché noi abbiamo messo una norma in Costituzione, quella che volevamo riformare, che prima di essere utilizzata una legge elettorale andava sottoposta al vaglio della Costituzione. Rispettiamola adesso il principio. Certo, ma infatti la legge esce dalla Corte Costituzionale e quella è l'unica sulla quale non devono mettere. Non sarà semplicissimo. Se è un proporzionale puro non crea problemi, è uguale Camera e Senato. Se c'è per esempio un premio di maggioranza anche piccolo, come si sta più o meno ipotizzando da varie parti, quello sarà un po' complicato farlo coincidere Camera e Senato, perché vi ricordate, se io mi ricordo bene facevano allora altre cose, però quando fu fatta la riforma del Porcellum era nata così, era nata con premio di maggioranza uguale Camera e Senato. Fu la Corte Costituzionale che disse attenzione che il Senato è su base regionale, quindi il premio deve essere dato su base regionale, ma è scritto nel 46 sta cosa qua. Cioè voi leggete il 46, la Costituzione del 47 scrive esattamente la Camera rappresenta la nazione, il Senato rappresenta le regioni. E allora bisognava interpretare questa cosa anche, io per esempio ero più d'accordo quando si discusse anche in Senato di fare come in Germania, cioè rappresentava le regioni in maniera chiara, cioè le giunte regionali, punto, sarebbe stato più chiaro e ovviamente però almeno risolveva bene il problema che
che la Camera che rappresenta la nazione è quella che dà la fiducia al governo, quella che rappresenta le regioni rappresenta il rapporto tra le regioni e lo Stato centrale, era più lineare. Col vincolo di mandato. Si è fatta una, certo perché se rappresenta le regioni, si è fatta una strada un po' più articolata anche per rispettare il pluralismo, anche per garantire che tutti i consigli regionali fossero rappresentati in modo proporzionale. Evidentemente quando chi riproverà, non so quando, farà il tesoro anche di questa impostazione da cambiare. Bene, adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo e sentiamo su quanto ha detto. Di non poter precisare alcune cose. Prego, a caldo. Se è veloce. Allora sì, un primo punto, quando il collega Santini dice che Forza Italia ha cambiato per convenienza strada facendo, io mi chiedo quale convenienza era stata garantita prima a Forza Italia, perché c'era un patto del Nazareno che prevedeva delle contropartite, e allora forse l'errore è stato fatto prima di concordare fuori dal Parlamento tra due persone, forse con l'assistenza di Verdini, un qualche cosa che dava in cambio a Berlusconi forse l'agibilità politica o altre questioni che non erano costituzionalmente, istituzionalmente accettabili. Dopodiché, per quanto riguarda il referendum, quando Santini mi dice che si aspettava la sconfitta, magari non con questo scarto ma era prevedibile, beh, allora io dico, quando è stata chiusa la legge di bilancio alla Camera in maniera frettolosa, perché fu fatto frettolosamente anche alla Camera, interrompendo il voto in commissione e andando in aula e ponendo la fiducia, allora si è fatto un'azione superficiale, frettolosa, rimandando al Senato ed evitando di analizzare bene quella legge. E mi stupisco, mi scandalizza che proprio chi era fautore del monocameralismo ha messo la polvere sotto il tappeto dicendo ci penserà il Senato, probabilmente sapendo che avrebbero perso il referendum e chiudendo i boccaporti con quel che c'era dentro. Questo è un senso dello Stato così basso che noi italiani non possiamo accettare. Le elezioni immediate devono essere fatte con la legge che esce dalla consulta. Preme solo fare una precisazione. Giovanni, la legge che esce dalla consulta proprio perché speravo di vincere, temevo di perdere, non ho detto che allora, la legge che esce dalla consulta è immediatamente applicabile, lo dice la sentenza 1 del 2014, perché le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie. Quindi con pochissimi ritocchi è possibile andare a votare immediatamente. Se lascia il 40% hai un problema col Senato, che non è la stessa cosa. E la Corte si porrà questo problema, la Corte si porrà questo problema e emetterà una sentenza che ci dia un sistema elettorale immediatamente attuabile. A questo punto i cittadini devono essere rispettati. Dobbiamo andare in pubblicità, ma adesso rientriamo e continuiamo il discorso tra poco.